A tutti voi buonasera, bentrovati a questo spazio di approfondimento di Telefriuli, bollette, un boccone amaro, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata del nostro Focus. Si sta parlando moltissimo in questo periodo dei rincari che riguardano l'energia, rincari che colpiscono le imprese, che colpiscono le famiglie, rincari energetici che sono peraltro anche al centro di questa campagna elettorale in vista delle politiche del 25 settembre. I problemi li conosciamo tutti, le bollette dell'energia elettrica, del gas che via via si gonfiano, che mettono in difficoltà i bilanci delle famiglie, ma che mettono in difficoltà anche le imprese, pure nel nostro territorio costrette a ricorrere alla cassa integrazione per far fronte ad una situazione che al momento non si sa esattamente che tipo di sviluppi potrà avere, ma evidentemente le preoccupazioni per l'autunno ci sono e molte. Parleremo un po' di questo stasera, ma lo faremo in particolare andando a sentire ristoratori, albergatori della nostra regione che sono particolarmente preoccupati. In particolare le bollette del mese di luglio hanno fatto tremare i più e adesso c'è grande preoccupazione per le fatture che arriveranno nel mese di agosto. Certo, non ci si dà per vinti, anzi si tentano diverse strade, si mettono in campo diverse soluzioni per tirare avanti, ma chiaramente c'è preoccupazione per quanto riguarda il futuro. Dicevamo che il tema è al centro anche dell'agenda politica e proprio in questi giorni ne ha parlato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni. Ebbene, proprio le Regioni metteranno in pista una task force, un gruppo di lavoro che già sta lavorando e che si è dato tempo fino al 14 settembre per presentare al governo un pacchetto di misure per contrastare il caro energia. Andiamo allora a sentire il Presidente Fedriga. 5 giorni per arrivare a delle proposte concrete. Le regioni lavorano e si affidano ai tecnici per far fronte al caro energia e al caro gas, sia per le aziende ma anche per le famiglie. Abbiamo istituito oggi un gruppo speciale che formulerà entro mercoledì 14 le proposte delle regioni italiane per affrontare il caro energia e il caro bollette. Verrà fatta una proposta basata su uno schema che guarderà a un incentivo al governo nel confronto con l'Europa, alle misure nazionali da mettere in atto e alle misure invece che il territorio può mettere in campo. Vogliamo fare un documento basato esclusivamente sulla concretezza. In mattinata Fedriga con gli assessori alle attività produttive Sergio Emilio Bini e Ambiente Fabio Scoccimarro hanno incontrato le categorie economiche per un confronto sui possibili interventi da attuare. Il timore è di una recessione a causa dei costi energetici, della carenza delle materie prime e la difficoltà con il gas. Per questo l'auspicio principale è un intervento dell'Unione Europea. Bini ha ricordato invece quanto ha già fatto la Regione con i 40 milioni di euro che sono stati stanziati per il caro bollette e Scoccimarro i 9 milioni per la costituzione delle comunità energetiche che nel breve e medio periodo garantiscono la produzione di energie rinnovabili nel pieno rispetto dell'ambiente. C'è poi il processo di trasformazione dell'UCIT, la società che si occupa del controllo degli impianti termici, in FVG Energia per avere una realtà al 100% regionale che possa supportare i comuni. Tra le ipotesi ventilate in questo periodo per far fronte al caro energia è stata ventilata la possibilità che in qualche maniera la Regione compartecipi al raddoppio della centrale nucleare di Krško nella vicina Slovenia. Di fatto la nostra Regione si trova nelle condizioni di subire in qualche maniera i possibili effetti negativi della vicinanza con una centrale di vecchia generazione senza avere alcun tipo di beneficio. Ci si interroga a questo punto sul da farsi e sul tema è intervenuto in questi giorni l'assessore regionale all'energia Fabio Scoccimarro che ha subito voluto chiarire la questione. Possiamo ragionare sul nucleare di quarta generazione, ma è impensabile in questo momento ipotizzare un collegamento diretto con la centrale slovena. Sentiamolo.
È un ragionamento che ha una minima di logica, perché tutti si pensa in maniera molto semplicistica che noi entriamo nella centrale di Chersko, ammesso che vogliono venderci le quote, e poi con un ipotetico cavo della corrente arriviamo nella nostra regione e paghiamo energia poco o nulla. Non è così, perché ovviamente al netto della ipotetica partecipazione che al momento non è minimamente prevista da parte del governo italiano nei confronti del governo sloveno, non è previsto appunto una simile ipotesi. Certo, è un po' una beffa che noi Italia siamo contrari, come lo sono io, alle centrali nucleari di vecchia generazione, e poi siamo circondati, tutto l'arco alpino, tutta Europa è a poco più di 100 km dal confine di Trieste, una centrale nucleare di vecchia generazione. Questi dunque i rappresentanti delle istituzioni su un tema caldo, caldissimo, ma andiamo adesso a sentire, come dicevamo in apertura, gli operatori, in particolare ristoratori ed albergatori, sui quali ci concentreremo in questa puntata, alle prese con questa situazione, con costi quotidiani che lievitano e che creano non poche preoccupazioni. Iniziamo il nostro viaggio da Udine, lo facciamo dal ristorante Il Vitello d'Oro, dove le bollette, fa sapere il titolare, sono quadruplicate. Questo guardando le bollette del mese di luglio, confrontandole con quello dello stesso mese dell'anno scorso. Una situazione insostenibile, fanno sapere dal Vitello d'Oro, e allora si pensa a cenare a lume di candela. Bollette dell'energia elettrica quadruplicate. E questo è il risultato che andiamo appunto adesso a vedere facendo un rapporto con luglio di quest'anno e luglio dell'anno scorso. Ne parliamo con Massimiliano Sabinot, che è chef del Vitello d'Oro di Udine. Lei ha portato proprio per far vedere ai nostri telespettatori la differenza quadruplicata addirittura con lo stesso identico consumo. Esatto, quindi l'ha appena detto lei, parliamo di 6.500 kW al mese di consumo, che per noi sono insomma un buon consumo, e passiamo da una bolletta dell'anno scorso, esattamente luglio dell'anno scorso, di 1.600 euro a quella di luglio passato che siamo a 4.700 euro, quindi con gli stessi consumi c'è uno sgarro di qualche decina manciata di kilowatt, quindi stupidaggini, che quello varia in base al lavoro ovviamente. Cosa posso dire? Noi abbiamo già fatto il possibile l'abbiamo già fatto 12 anni fa, quando abbiamo fatto una cucina totalmente elettrica, gestita con un quadro quindi, che domina tutte le potenze, quindi noi abbiamo un assorbimento di 45 kW che però va a gestire una potenza di oltre 120 kW, quindi le nostre bollette erano già abbastanza ragionevoli, abbastanza basse, perché ripeto, luglio dell'anno scorso, che era già aumentata rispetto a 12 anni fa, è di 1.600 euro. E i consumi nostri sono stabili, dai 6.000 ai 6.500 kW al mese, quindi... Siete intervenuti anche per quanto riguarda l'illuminazione, sì, proprio andate al risparmio, ci manca solo che mettiate sui tavoli le candele per la cena a lume di candela. Bastasse quello per andare ad abbassare il costo dell'energia, lo faremo, ma sappiamo benissimo che non basta il lume di candela, ma a monte devono abbassare le ali, quindi vedere di tornare ai prezzi più ragionevoli, tutto lì. Abbiamo anche fatto appunto 3 anni fa un restauro completo del ristorante, rifacendo tutti gli impianti elettrici e quindi tutto un impianto di illuminazione a basso consumo. E quindi più di così non possiamo fare, non possiamo andare a fare la storia della pasta cotta col coperchio a fuoco spento è una bufala, è ora di finirla. È chiaro che si può abbassare il fuoco, abbassare la potenza, non fare bollire le pentole inutilmente, questi sì sono piccoli accorgimenti, come quando ci si fa la doccia, ci si sapona, si spegne l'acqua, ovviamente. Sono regole che io ho imparato da bambino, quindi non sono le regole che dobbiamo imparare oggi, assolutamente no, perché chi ha avuto una buona educazione ha già queste regole di base. Adesso stiamo andando a cercare un po' la follia, no? Spegniamo il fuoco, mettiamo il coperchio, spegniamo le luci. Se facciamo tutto questo la bolletta continua ad aumentare, quindi non è la causa, cioè non è il consumo la causa, è a monte che sono diventati pazzi, punto.
Senta, e lei ha dovuto anche ritoccare i prezzi per starci dentro con le spese? Sì, questo l'abbiamo fatto già qualche mese fa, abbiamo arrotondato un po' di più perché è tutto aumentato dai trasporti appunto al gas, all'energia elettrica, a tutta la materia. Noi stiamo riaprendo oggi dopo un piccolo periodo di ferie, stiamo incamerando merce e le faccio vedere le fatture, c'è prezzi folli, sono appena entrati 3.000 euro di pesce, 2.000 euro di alimentari, quindi numeri importanti che sicuramente l'anno scorso 1 migliaio di euro potevamo risparmiarcelo, assolutamente. Basterebbe andare a cercare un po' le fatture, 1.000 euro li avrei risparmiati, assolutamente. E i clienti che cosa le dicono? I clienti c'è chi paga, non dice nulla, che capisce la cosa, c'è chi brontola, c'è chi dice che siamo troppo cari, siamo diventati pazzi, quello che c'è un po' dappertutto, insomma. Purtroppo alla fine fa il conto l'utente finale, ma anche io sono utente anche io sono un utente finale, come tutti. E comunque lei pensa di continuare su questa linea, cercando di contenere i costi il più possibile, cercare di andare avanti? Non trovo soluzioni, la soluzione migliore sarebbe che appunto a monte, come l'ho detto prima, abbassino i costi dell'energia. E attenzione, adesso fra un po' accenderemo il riscaldamento perché inizierà a fare freddo e quindi avremo un'altra batosta con il gas, quindi ci riserviamo per la prossima intervista. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme qui su Telefriuli. I ristoratori fanno i conti con i rincari dell'energia, ma si preoccupano anche per la loro clientela, non vogliono sostanzialmente riversare su chi entra nei loro ristoranti tutti questi rincari. Sono il patrimonio più importante che abbiamo, dice la titolare del ristorante Antica Maddalena di Udine, Rosanna Clocchiatti, che però dice fare impresa in queste condizioni è veramente difficile. Sentiamola. Anche all'Antica Maddalena di Udine ci sono problemi per quanto riguarda le bollette. Tra l'altro, se si somma la spesa per l'energia elettrica e per il riscaldamento, effettivamente ci sono delle cifre che sono quadruplicate rispetto al 2021. Ne parliamo con la titolare Rosanna Clocchiatti. E vi trovate in grossa difficoltà, tanto più che adesso state ancora aspettando di capire quanto dovrete pagare perché vi mancano i risultati di una bolletta. È così. Allora, noi abbiamo pagato, per quanto riguarda il consumo del gas, abbiamo pagato i consumi fino a febbraio compreso. Poi dobbiamo pagare ancora tutto marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Per cui io sono chiaramente molto, molto preoccupata perché le bollette precedenti, quelle relative a gennaio e febbraio, portavano importi intorno ai 3.000 euro. Facciamo una media, potrebbe essere 2.008, potrebbe essere 3.500 rispetto alle bollette degli anni precedenti che per quanto riguarda il gas, che noi usiamo solo per cucinare, quindi non è legato al riscaldamento, spendevamo una media di 600 euro, ecco, quando avevamo cucinato più del solito. Quindi passiamo a dei consumi che sono quasi sicuramente molto più del doppio. Per quanto riguarda invece l'energia elettrica, anche lì siamo piuttosto indietro con il saldo dei consumi e devo dire che a noi l'energia elettrica serve per alimentare tutti i macchinari perché appunto a gas abbiamo solo la stufa e lì siamo sull'ordine, la media è 3.500-4.000 contro i 1.500 degli anni precedenti. Tra l'altro appunto dicevamo perché il vostro gestore ancora non vi ha resi edotti sui consumi e quindi state in un certo qual modo tremando perché proprio non sapete come affrontare anche queste spese. Certo, sarà sicuramente un problema. Io ho aperto una segnalazione con questo gestore e ho detto perché non mi fai pagare i consumi, ho mandato una foto anche del contatore con tutti i numeri e sono in attesa di una risposta. Certamente sarà dura quando arriverà, sarà veramente un problema. E quindi per riuscire a continuare nella vostra attività, perché le spese sono sempre più alte, quindi anche materia prima,
le materie che utilizzate, quindi ha avuto dei rincari. Come li affrontate e come pensate affrontarli in futuro? Allora, devo dire che le materie prime, basta qualsiasi massaia che vada a fare la spesa, le materie prime, e noi usiamo solo prodotti diciamo buoni, a noi interessa molto la qualità della materia prima e lì i prezzi sono schizzati in alto, uniti al discorso del costo dell'energia è veramente difficile mantenere i prezzi così. Cosa facciamo? Io personalmente, che mi occupo dell'amministrazione, ho cercato di accantonare più che ho potuto, il che significa che, non avendo la certezza di quella che sarà la spesa, l'accantonamento è lì e potrebbe essere destinato ad altri investimenti. Che adesso per esempio c'è un bando che finanzia l'acquisto dei beni strumentali per il nostro settore, per cui ti aiutano, però tu devi aver già pagato questo, devi avere già deciso l'investimento. Io sono molto cauta perché chiaramente si tratta di debiti verso fornitori che dovranno essere pagati, quindi accantonare e incrociare le dita. E non infierire sui clienti. No, allora infierire sui clienti no, però da qualche parte bisognerà recuperare. I clienti sono il patrimonio principale secondo me, insieme al gruppo di lavoro che noi abbiamo, i nostri ragazzi. Bisogna accontentarsi. A noi, ringraziando il cielo, non manca nulla, cioè voglio dire, le cose primarie ci sono. Non si può pensare di fare quello che facevano i ristoratori 30 anni fa, non esiste proprio, ci sono comunque anche le tasse da pagare, ci sono tutta una serie di cose che vanno tenute comunque in considerazione, perché pensate al costo dello smaltimento dei rifiuti, che è un costo, al costo dell'acqua, l'acqua corre normalmente, quindi è un costo che va tenuto in grande considerazione, e poi il peso dei dipendenti. Noi ne abbiamo 13, sono tutti in regola, sono tutti qualificati praticamente, credo di avere solo un apprendista, e quindi c'è questo peso enorme, non tanto legato ai loro stipendi, ma legato ai contributi. Questo lo sappiamo tutti, no? È difficile fare impresa in queste condizioni perché non si riesce più di tanto a programmare, è veramente dura riuscire a stare, diciamo, in contorni accettabili e avere ancora l'entusiasmo di dire farò cosa se non sai quello che viene avanti. Bollette, un boccone amaro è il titolo di questo focus, di questo speciale di approfondimento che dedichiamo ai rincari dell'energia. Siamo andati a sentire ristoratori e albergatori del territorio per capire in che maniera stanno facendo fronte a questa situazione. Abbiamo detto, situazione che pesa sulle famiglie, sulle imprese del territorio. Andiamo adesso al Golf Club di Fagagna. Anche qui le bollette sono diventate un serio problema. Secondo il titolare Michele Mareschi Danieli serve un aiuto a livello nazionale. Anche al Golf Club di Fagagna i prezzi effettivamente di luce e gas sono lievitati. Ne parliamo con Michele Mareschi Danieli. Ecco, andate incontro a delle bollette che vi stanno mettendo un po' in difficoltà, non solamente qui, anche nelle altre strutture che gestisce lei. Sì, effettivamente nell'ultimo periodo gli aumenti sono stati significativi e obiettivamente questo porta il margine ad erodersi e già gli ultimi 2 anni sono stati molto difficili da questo punto di vista. Oggi avere queste nuove difficoltà, che fra l'altro non sono così nuove perché nell'ultimo periodo insomma, era abbastanza presumibile che questo accadesse, ci mette davvero in difficoltà. Noi fortunatamente, facendo parte di Confcommercio, siamo riusciti a mettere un freno a questa problematica, non completo, parziale, però lo stesso c'è bisogno che venga fatto qualcosa a livello nazionale. Ecco, tra l'altro lei proprio è rappresentante di zona, no? Di Confcommercio, quindi sente anche le problematiche degli altri, dei colleghi. Assolutamente, infatti in questo momento è la primissima preoccupazione dei nostri associati, l'energia
elettrica e il gas, che hanno un costo che a brevissimo arriverà ad essere 7 volte quello dell'anno passato. E ci stiamo muovendo cercando di sensibilizzare chiunque possa intervenire in questo momento. Ci sono i vertici di Confcommercio in questo momento a Roma che stanno presentando un documento a chiunque sia in grado di fare qualcosa, e vedremo cosa succederà. Siamo un po' nelle mani di quello che succederà il 25 di settembre. Sì. Ecco, ma anche appunto nelle attività, come potete muovervi? Che cosa potete fare? Perché sì, risparmiare per quanto riguarda il consumo, però è poca cosa rispetto, no, all'idea complessiva dei costi e delle spese. Ma la gestione di un'azienda è poco differente dalla gestione di una famiglia. Quindi nel momento in cui bisogna fare dei risparmi bisogna cercare di fare attenzione. Le macchine vanno spente appena possibile, le luci vanno spente appena possibile, bisogna fare economia. Quello che si può fare è solo questo ad oggi. Fra un po' forse ci saranno dei nuovi interventi, ma in questo momento un imprenditore non può che abbassare i costi e cercare dove è possibile di abbassare i costi delle materie prime e alzare leggermente il prezzo che viene applicato al pubblico. Ecco, anche perché proprio per quanto riguarda le materie prime, anche nell'ambito dei ristoratori, hanno avuto un incremento notevole rispetto allo scorso anno. Sì, sembra davvero la tempesta perfetta in questo momento, ci sono rincari in tutti gli ambiti della gestione aziendale. Una buona gestione porta a cercare il miglior prezzo possibile, questo però va un po' in conflitto con la qualità che si cerca di offrire, quindi è un po' un atto di equilibrismo costante questo. Sì. E quindi in questo atto di equilibrismo anche apportare delle modifiche ai prezzi è difficile anche in questo caso, no? Perché i clienti come accolgono gli aumenti? Allora, devo dire la verità che i clienti nell'ultimissimo periodo capiscono la situazione che stiamo vivendo, anche l'iniziativa di alcune settimane fa che ha portato tanti esercenti ad esporre i costi moltiplicati dell'energia, ha portato la clientela a comprendere quella che è la nostra situazione e a venirci anche un po' incontro, dicendo che effettivamente si rendono conto che anche nelle loro attività e anche nelle loro abitazioni ci sono questi rincari, quindi da qualche parte bisogna intervenire. Sono stati tanti i ristoratori, gli esercenti appunto che hanno aderito a questa iniziativa? Molti, decisamente molti, e qualcuno si è spinto anche oltre applicando dei prezzi diciamo ad hoc su determinati prodotti, specificando che erano in riferimento al costo dell'energia, al costo del gas e tutti questi costi che si sono elevati. Lasciamo Udine e ci spostiamo su Lignano. L'abbiamo raccontato in questi giorni, è stata sicuramente una stagione estiva positiva, numeri interessanti, numeri importanti, addirittura maggiori per quanto riguarda le presenze rispetto a quelli del 2019, periodo pre-pandemia, e anno dei record per quanto riguarda il turismo. Di fatto però anche qui adesso le bollette creano non pochi timori per quanto riguarda il futuro, così molti si interrogano su quello che faranno a partire dalla fine dell'estate. Quanti riusciranno a tenere aperto anche nei mesi freddi e chi riuscirà a superare l'anno? Questa è un po' la situazione. Come dicevamo anche prima, i più comunque non si arrendono, sfidano il caro energia, cercano soluzioni alternative, in qualche maniera corrono ai ripari. Iniziamo il nostro viaggio da Lignano, dal ristorante Al Cason di Riviera. Qui bollette triplicate, come fa sapere il titolare, solo di energia. L'apertura quotidiana del locale costa 500 euro. Nonostante le lampade a LED e l'attenzione nei consumi, ci sono grandi timori. Dietro l'angolo c'è la bolletta del mese di agosto che fa molta paura.
Ci troviamo a Legnano Riviera, nella splendida location del ristorante Al Cason, per parlare anche qui, in questa location, del tema caro bollette. Raggiungiamo i titolari. È stata una stagione estiva intensa, ma adesso si deve fare un po' i calcoli con le bollette. Marilena, com'è la situazione? Tu l'hai già in mano, insomma non è stata una bella sorpresa. No, diciamo che più che sorpresa, sì, ce l'aspettavamo, non a questi livelli indubbiamente, perché parliamo di aver triplicato proprio le bollette dall'anno scorso, cioè parliamo di un luglio di 4.260 euro a un luglio di quest'anno di 13.460 euro, per cui è oltre cioè è il triplo praticamente. Non riusciamo a capire, ecco, questo svarione, insomma, è una cosa piuttosto impegnativa anche a livello economico, perché chiaramente non ci aspettavamo questo, e oltretutto stiamo aspettando agosto con una certa preoccupazione. Sì, che potrebbe arrivare un'altra botta in sostanza. Assolutamente sì, perché parliamo di solo 800 euro di differenza rispetto all'anno scorso di consumo, perciò se viene veramente anche questo triplicato sono altri 2.400 euro in più rispetto ai 13.000, per cui siamo sull'ordine dei 17-18.000 euro. E come si fa a gestire costi di questo tipo? Come si fa? Diciamo che quest'anno una buona parte del nostro margine di guadagno viene buttata nelle bollette, anche perché comunque non sono solo le bollette ad essere aumentate, è aumentato un po' tutto. Parliamo anche della lavanderia. La lavanderia all'inizio aveva fatto un aumento del 23%, ad agosto ha fatto un altro aumento del 15%, per poi finire a settembre con un altro 5%, parliamo del 45%, non parliamo di poca cosa. E le materie prime anche? Le materie prime, il pesce, la carne, ma tutto, il bere, il beverage, tutto è stato aumentato, e chiaramente questi aumenti non è che li possiamo ribaltare sul cliente, perché qualcosina è stato aumentato, ma non una cosa di questa entità, insomma. Eravate pronti a questo tipo di bollette o proprio è stata una sorpresa perché ancora troppo rispetto, insomma, a quanto immaginavate a inizio stagione, intendo? Sì, inizio stagione immaginavamo un raddoppio, ma non un un triplicarsi delle bollette, cioè è stato veramente troppo. Ecco, siamo entrati anche al ristorante Al Cason, raggiungo Alessandro proprio per capire anche all'interno come sostenere i costi, come limitare un po' i costi. Per esempio l'aria condizionata? L'aria condizionata viene accesa solo unicamente durante il servizio, cosa che negli anni scorsi magari tendevamo a raffrescare un po' di più il locale, e per quello che può servire. Abbiamo cambiato parecchi elettrodomestici negli anni in cucina per avere un consumo minore di corrente elettrica, però è servito ben a poco, perché viste le bollette, insomma. Ecco, tu hai fatto anche un calcolo quotidiano della spesa, diciamola perché fa effetto a livello quotidiano. A livello quotidiano aprire il Cason in questo momento costa all'incirca 500 euro al giorno. Solo di energia? Solo di energia elettrica, nonostante siano tutte le lampadine a LED e compagnia bella, quindi comunque è una spesa che per un'azienda è veramente importante, quindi cerchiamo adesso anche noi nel nostro piccolo di spegni la luce, stare un po' attento, però serve ben a poco, insomma, anche perché che il locale sia pieno o che ci sia un cliente solo, comunque giustamente va acceso tutto. Voi poi chiuderete a fine mese, fine settembre, e poi naturalmente si guarda anche alla prossima stagione estiva. Avete comunque dei costi nonostante anche il ristorante sarà chiuso? Noi abbiamo dei costi, nonostante venga spento completamente tutto. Rimane acceso l'impianto d'allarme e la videosorveglianza. Nel mese di febbraio, il mese più corto dell'anno, avendo acceso solo questi due apparecchi, ci è costato 800 euro un mese. Quindi ci prepariamo a un inverno in cui è meglio mettere via qualche soldino, perché arriveranno bollette pur non lavorando, quindi siamo anche tra quelli fortunati sotto un certo aspetto, che a fine stagione possiamo dire adesso chiudiamo, ci rilassiamo e ci fermiamo, quindi in teoria le spese diminuiscono.
Chi ha un locale stagionale, un'azienda stagionale può dirlo, chi invece è tutto l'anno credo che avrà un inverno in cui dovrà fare parecchi conti purtroppo. Insomma, in prospettiva futura si andrà con le candele. Tante candele, tante candele, il problema è che le candele vanno fatte con la cera, bisogna scioglierla, è elettrico, costeranno un botto anche le candele. Quindi. A parte gli scherzi, che prospettive future attendete? Visto questa stagione estiva che comunque è andata bene, no? A livello di presenze, ma la prossima? La prossima ci aspettiamo che comunque ci sia ancora meglio, visto che comunque Lignano negli anni sta lavorando molto bene e ci aspettiamo sempre qualcosa di più. Vedremo come interverrà lo Stato, se questo governo ha intenzione di reagire a tutti questi aumenti, come ci verrà incontro, come ci muoveremo noi, lo vedremo da qui al 2023, insomma, quindi c'è ancora un po' di tempo per ragionare su questo. Ci fermiamo una pausa per la pubblicità, tra poco. Ritorniamo a Lignano, sta per chiudersi la stagione estiva, ma chiudere i locali non significa di fatto spegnere il riscaldamento. Alcune strutture ricettive devono comunque tenerlo almeno al minimo per evitare problemi alle temperature nel periodo del grande freddo. Pierfrancesco Bocus dell'albergo Playa vive con preoccupazione l'arrivo delle prossime bollette. Ci siamo spostati da Lignano Riviera e Lignano Sabbiadoro, fronte mare, e andiamo all'albergo Playa per capire com'è la situazione caro bollette qui. Siamo entrati in albergo. Pierfrancesco, raccontaci un po' com'è andata questa stagione sicuramente bene, però poi le bollette? La stagione è andata molto bene, anche perché abbiamo avuto un tempo magnifico, per cui abbiamo recuperato parecchio le cose perse degli ultimi 2 anni. Chiaramente è andata tutto bene, tranne questo ultimo periodo che le bollette energetiche del gas ci hanno un po' rotto le uova nel paniere, diciamo, sì. Tu hai un prospetto legato probabilmente a luglio, perché sei ancora in attesa della fattura di agosto. Esatto. Facciamo un po' il punto della situazione di luglio e di giugno. Ecco, io qui ho fatto solo uno specchietto, breve specchietto, per vedere quali sono le differenze anche con gli anni scorsi. Praticamente voi vedete che tra giugno dell'anno scorso e giugno di quest'anno abbiamo un aumento dell'energia del 120%, mentre a luglio del 232%. E questi sono dati significativi. Le bollette, chiaramente passiamo dagli 11.000 ai 38.000, incidono tantissimo e non poco, sia per l'energia che per il gas. E questo erode molto i margini che purtroppo dovevano essere destinati a qualcos'altro, insomma. C'è paura per la fattura di agosto? Certamente, stiamo tremando per vedere quanto sarà effettivamente, quanto saranno i costi, non solo l'energia ma anche il gas, ma chiaramente questo si riflette un po' su tutti i costi dalle merci e tutto il resto. Esatto, perché un albergo poi deve anche sostenere altre spese. Abbiamo parlato con altri tuoi colleghi, per esempio anche la lavanderia è aumentata del 45%. Immaginiamo un albergo dove c'è un cambio di camere, di lenzuola, eccetera, quanto ne avete risentito? Noi chiaramente cambiamo tutti i giorni, praticamente tutte le lenzuola e tutto tovagliato, e chiaramente questo incide tantissimo. Anche perché non è che possiamo adesso caricare questi costi sui clienti, ormai i prezzi sono fatti e non posso fare pagare a te il doppio o il triplo della camera. Questo effettivamente è un problema non da poco. Quando chiuderete la stagione o avete in previsione di tenere aperto un po' di più? No, noi abbiamo già in previsione di rimanere, siamo aperti fino al 25 settembre, avevamo già pianificato, manteniamo questa linea, però so che alcuni stanno facendo diversi conti per vedere di chiudere un po' prima per risparmiare, perché è un ragionamento che chiaramente va fatto. Quindi non si può pensare nemmeno di aprire, non so, a Natale, per la settimana di Natale, visti i prezzi, no, i costi. Cioè. In questo momento assolutamente no. Speriamo chiaramente che le cose cammino in fretta, anche per i colleghi della montagna e non solo, un po' per tutti noi, perché anche il privato si trova bollette dell'energia 3 o 4 volte più del mese precedente. E per l'estate 2023, che estate si prospetta? Visto quest'anno, pensate di adottare qualche soluzione per risparmiare un po'? Sì, certamente sì,
però chiaramente è anche difficile perché come un'azienda di servizi come la nostra, come gli alberghi, non è che possiamo ridurre il consumo di energia o far gravare al cliente o dire al cliente per favore spenga le luci o l'aria condizionata, poi quest'estate è stato col caldo che c'è stato, era chiaramente impossibile. Però qualcosa faremo, però speriamo veramente che la situazione migliori a livello anche internazionale. La struttura verrà chiusa, però per mantenerla bisognerà tenere un po' un livello medio del riscaldamento? Sì, anche questo è un dato di fatto perché chiaramente non possiamo lasciare che congeli tutto quanto, per cui anche questi costi lieviteranno non poco. Abbasserete un po' vista la situazione oppure no perché la struttura deve essere mantenuta? No, Certamente non è che riscaldiamo l'albergo per tenerlo caldo, però chiaramente per avere un minimo di clima ideale perché non succedano qualche inconveniente durante, chiaramente i tubi ghiacciati, queste cose qua bisogna assolutamente evitare, per cui costerà un po' di più, ma d'altronde non possiamo fare altrimenti. Ha appena aperto il suo ristorante ed è costretto a chiuderlo per la stagione invernale, così ha deciso perché i costi da sostenere sarebbero troppo alti. Questo è il caso dell'Osteria Acquapazza di Lignano Sabbiadoro. Il titolare ha scelto di chiudere il nuovo locale provando a mantenere aperta la sua storica pizzeria, anche se tra gli aumenti di questo periodo si segnala anche quello della legna per il forno. Tuttavia può fare affidamento sulle scorte. L'Osteria Acquapazza del Lignano Sabbiadoro ha aperto quest'anno, Fabio, e quindi da quest'anno riesce anche a capire quanto le bollette sono aumentate, in particolare qui, anche se tu hai un altro locale, ma partiamo da qui. Sì, ho aperto da maggio, 19 maggio 2022 e ho notato subito un rialzo delle utenze dell'energia elettrica. Infatti la mia idea era di continuare anche l'inverno dando un servizio e sarò costretto, ci ho ripensato, sarò costretto a chiudere, a puntare sull'estate, a puntare sulla stagione. Com'è andata la stagione come primo anno qui, considerando appunto tutti i costi? Siete riusciti a equilibrare? Fortunatamente sì, però con tanta fatica siamo riusciti, però se la situazione continua così non so a che punto, fino a che punto dopo, è da valutare. Anche perché voi qui avete solo pesce, no? Qui cioè, i piatti sono tipici di pesce e anche le materie prime sono aumentate, oltre all'energia. Sì, oltre a quello c'è da mettere le materie prime, il tutto, è aumentato tutto. Siamo in difficoltà. Al cliente avete aumentato i prezzi? Qualcosina sì, qualcosina abbiamo dovuto farlo perché sennò veramente non ci siamo dentro, qualcosina abbiamo dovuto ritoccare e grazie a sto ritocco forse siamo riusciti, però vi ripeto, si può ritoccare fino a un certo punto, poi dopo bisogna mettersi anche nei panni dei clienti e non so fino a che punto possono spendere, Io vedo che tanti frighi, tante luci accese in questo momento, aria condizionata, cercate un po' di risparmiare adesso, spegnere un po' l'aria condizionata, qualche luce, come si fa? Fino a un certo punto, sì, si cerca, però bisogna lavorare, bisogna tenere acceso, bisogna risparmiare non penso perché serve per andare avanti, C'è chi punta al fotovoltaico per esempio, è un investimento che tu riusciresti a portare qui o è troppo impegnativo? Attualmente è impegnativo, per ora è impegnativo, sì. Già ho investito tanto, in futuro vedremo, in futuro può essere. Potrebbe essere tra gli investimenti futuri. Invece Acquapazza Pizzeria
che è dall'altra parte di Lignano Sabbiadoro, quello riusciresti a tenerlo aperto tutto l'inverno o comunque in un periodo più lungo? Anche lì abbiamo, lì c'è uno storico, quindi posso ancora, lì mi ha aumentato di un 150% le utenze, sì. Lì le bollette più del doppio mi sono, sì. E anche lì, saremo aperti anche l'inverno, però sì, anche lì è da valutare un po' la situazione, da valutare anche lì. E anche se hai appunto clientela che ti arriva. Quello sì, fortunatamente abbiamo richieste, sempre per il bene di Lignano uno cerca di tenere un'attività aperta, cerca di dare un servizio, però sì. A proposito di pizza, il forno, c'è il forno a legna e il forno elettrico, c'è chi sceglie di spegnere per determinate ore il forno elettrico e c'è chi magari non riesce nemmeno a trovare la legna per il forno a legna, c'è anche quello un problema. Sì, anche quello è diventato un problema serio anche lì. Sì. Noi abbiamo, io ho un forno a gas, però il forno è predisposto anche per la legna, quindi quando non riesco a trovare legna lo accendo a gas, però poiché anche l'utenza del gas è salita alle stelle, anche lì ci troviamo in difficoltà. Al momento legna o gas? Legna, perché abbiamo ancora qualcosina, un po' di rifornimento, sì. Quindi insomma si preannuncia un inverno tutto sommato difficile. Sì, un inverno difficile. E l'estate 2023 come la vedi? Siamo fiduciosi. Lignano vedo che anche negli ultimi anni è cresciuta tanto, speriamo che continua in questo passo. Anche perché tu hai investito in questo nuovo locale e ti auguro insomma di riuscire a sostenere le spese e riuscire a fare una buona stagione. No? Grazie. Ancora una pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme con il nostro Focus. Arriva una bolletta da pagare da 10.000 euro e in questo modo l'apertura durante l'inverno viene messa a rischio. È successo al titolare del Bar Fontana di Lignano Sabbiadoro. Viviamo alla giornata, dice Adriano Bianchin, ma se arriva un'altra stangata non è più conveniente mantenere aperto. Adriano, proprio stamattina sei andato a pagare la bolletta, una bolletta che ti ha sorpreso perché era tanto aumentata qui del Fontana. Sì, eravamo già sorpresi con la bolletta di giugno che era 6.000 rotti, ma ho detto sarà un conguaglio, sarà qualcosa di strano, ma quella di luglio è 10.000 euro, una cosa assurda. Poi aspettiamo agosto, settembre, con questi prezzi qua non so neanche se tenere aperto o meno, quest'inverno. Questo è un bar annuale. Questo è un bar annuale, insomma il Fontana, però ce ne hai altri di locali. Insomma la situazione è a Lignano peggiore oppure hai notato l'aumento delle bollette anche in altri locali? Allora, negli altri locali, sono sincero, avevo un prezzo bloccato con un fornitore e per mia fortuna anche Pordenone, al posto a Pordenone che abbiamo là, comprato e là è bloccato, perciò stiamo respirando. Qui a Lignano invece la situazione è drastica, molto drastica. È uno dei pochi locali che rimane aperto questo, sarebbe un peccato non tenerlo aperto, però a questo punto le condizioni sono difficili. Sì, aspettiamo la bolletta di agosto e poi cercheremo di capire cosa fare e cosa non fare, perché è grave. Veramente grave. Oltre all'aumento delle materie prime, no? Perché anche quello non è da sottovalutare. Tutto è aumentato, dal latte alle bibite, tutte le materie prime. Noi non abbiamo toccato i prezzi ancora, però ma io dico una cosa, che lo Stato venisse incontro su quello che è, non so, l'IVA sulle bollette. In Spagna hanno ridotto dal 22% al 4% l'IVA, ma cosa aspettano? Cioè su 10.000 euro di bolletta sono 2.000 euro risparmiati, cioè dico più le tasse, più qua, cioè capisco pagare 4.000, ci può stare l'aumento, quello che vuoi, ma 10.000 euro è un prezzo insostenibile. Però
sei andato a pagarla per il momento, insomma, però insomma sarà difficile per i prossimi mesi. Perché? Sorridiamo Perché ci hanno detto, ma dilazioniamo, ma cosa dilaziono? Quanti mesi dilaziono? Cosa faccio? Che poi magari agosto ti arriva ancora di più, perché ottobre, settembre arriverà ancora di più, quindi cioè, dilazioniamo come cosa? C'è, il sistema americano, tutto a rate? Tutto a rate? No, meglio chiudere. Quindi in inverno. Non so, aspettiamo le bollette seguenti e poi vediamo. Non solo i costi dell'energia diretti si intende, ci sono anche altri rincari con i quali fare i conti, ad esempio i costi della lavanderia che, come potete immaginare, per una struttura alberghiera incidono in maniera importante, costi che sono aumentati anche del 45%, e allora c'è chi ha deciso di togliere le tovaglie per le colazioni. Così è andata all'albergo Bahia. Il gestore, che ha subito questo contraccolpo, è riuscito però a risparmiare sui costi dell'energia, questo grazie agli impianti fotovoltaici. Ci siamo spostati in un altro albergo di Lignano Sabbiadoro, Bahia, con Luigi Sutto, proprio per capire anche qui come è andata dal punto di vista della bolletta. Un po' come è andata a tutti gli altri colleghi, è stata una brutta sorpresa, non del tutto perché qualcosa avevamo già preventivato, però in questi termini è stata piuttosto una brutta sorpresa. Il fatto è che non è solo la bolletta del gas e della luce, il problema è che tutti i prezzi sono saliti, a cominciare dai servizi quelli più energivori, quindi la lavanderia in primis, e anche tutti i prodotti che hanno bisogno di essere trasportati hanno subito un rincaro. La stagione, che è stata una buona stagione, un'ottima stagione, che ci aspettavamo, che era il rilancio dopo i 2 anni del Covid, ci ha consentito di un po' attuire questi ulteriori costi. Il problema è in previsione, se il prossimo anno noi avremo di nuovo questa situazione, non potremo comunque alzare i prezzi, perché il gas e i costi aumenteranno anche per le famiglie, e quindi noi siamo un bene voluttuario. La scelta potrebbe essere di non andare in vacanza, quindi noi non potremo adeguare come sono stati i nostri fornitori, e questo potrebbe essere un problema per noi e tutta la filiera che ci sta dietro. La bolletta di luglio raddoppiata rispetto all'anno scorso, quella di agosto ancora non è arrivata. Sì, non è ancora arrivata, ci aspettiamo un ulteriore scatto in su, un 10-15% di ulteriore aumento rispetto a quella di luglio. Ci salverà solo il fatto che è stato un po' meno caldo, ma sappiamo che sarà nell'ordine di un 15% in più di quella di luglio. Una soluzione da adottare sono gli impianti fotovoltaici, e in un albergo è stato adottato effettivamente il risparmio, c'è stato, possiamo dirlo. Sì, senz'altro. Nell'altro albergo abbiamo sia il fotovoltaico che il solare, ci ha consentito di avere notevole risparmio, soprattutto sul gas. Il gas per il riscaldamento dell'acqua dei bagni è stata una spesa molto bassa, irrisoria. Ci ha aiutato anche il fotovoltaico nella spesa dell'energia elettrica. È una soluzione, bisogna avere lo spazio, bisogna avere la disponibilità, il coraggio di farlo, ma è sicuramente una soluzione per gli alberghi. Perché aveva scelto all'epoca il fotovoltaico? È stata una scommessa all'epoca? Io non sono il proprietario degli alberghi, sono il gestore, e ho trovato questa soluzione e ne ho beneficiato degli effetti. Penso che chi fa una struttura o ristruttura adesso, oltre a dei benefici fiscali anche nell'impiantarlo, penso lo faccia con ragion veduta, che avere un supporto tecnologico ai consumi sia una scelta lungimirante. Ecco perché riuscirà a tenere aperto anche fino a ottobre, per esempio, quel tipo di albergo, proprio per capire dal punto di vista anche economico se funziona o meno, visto che la stagione qui sta terminando, ma ottobre potrebbe essere una scommessa. Sì, abbiamo visto che nei weekend, soprattutto di ottobre, se il tempo è bello, dalla vicina Austria scendono volentieri per farsi il weekend. Per cui volevamo provare a tenere aperto, anche in funzione del fatto che i costi sono minori, per allungare la stagione all'Hotel Principe.
È un esperimento, sappiamo che però per consolidare questo tipo di turismo ci vorrà qualche anno, ma siamo fiduciosi e proviamo a farlo già da quest'anno. È aumentato parecchio anche il costo della lavanderia, infatti qui al Bahia le tovaglie non ci sono. Sì, era una scelta che avevamo fatto indipendentemente dall'aumento del costo, perché attualmente la tovaglia e il coprimacchia sono cose che stanno sparendo, adesso c'è il runner o addirittura niente. È una soluzione che non è solo pratica ma è anche estetica e funzionale, quindi era già previsto, è stata una scelta che è capitata al momento giusto. Appunto, quanto è aumentato il costo della lavanderia? Si parla di 45% addirittura. Allora abbiamo ricevuto in marzo un avviso che sarebbe aumentato del 25%, un secondo avviso di un ulteriore 15% in agosto e per settembre un ulteriore 5%, quindi a settembre il costo sarà 1,5 rispetto a quello dell'anno scorso e sono cifre importanti per un albergo. Aspettative per l'estate 2023, dopo quest'estate e questo aumento dei costi, anche delle materie prime stesse? Era mia idea che il 2022 e il 2023 fossero degli anni protetti, cioè dopo il Covid la gente non viaggia ancora così serenamente e quindi vivendo di turismo di prossimità pensavo fossero 2 stagioni sicure. Difatti il 2022 è stato sicuramente una buona stagione. Il fattore di cui abbiamo parlato fino adesso però potrebbe in qualche maniera rovinare la stagione del 2023, proprio perché le famiglie potrebbero essere appesantite da costi che negli altri anni non hanno sopportato, che sono quelli dell'energia. Quindi non andranno in vacanza o sceglieranno altre mete? Potrebbero farle più corte, potrebbero scegliere altre mete, non lo so, non è è semplicemente un timore per il futuro che il nostro bacino di utenza abbia meno disponibilità. Questo è, poi come lo risolvano ognuno penserà in proprio. Questa dunque la situazione tra Udine e Lignano per quanto riguarda gli effetti del caro energia sull'attività di ristoranti e alberghi. Avete sentito le testimonianze di chi opera nel settore, le preoccupazioni anche sul futuro. Un tema, abbiamo detto, quello dell'energia al centro anche della campagna elettorale. Naturalmente tutti auspicano si trovino soluzioni che possano arrivare il più presto possibile, perché davvero non sia un autunno l'ennesimo difficile, anche se per motivi diversi rispetto a quelli del passato. Ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.